Ciao a tutti. Ogni anno esordisco dicendo che è stato un anno impegnativo e complicato, però di fatto è la nostra attività, è il nostro lavoro che comporta questo impegno e questa dedizione. In effetti è vero, è stato un anno piuttosto difficile dove sono successe tantissime cose e ancora sono in fase di trasformazione in tanti ambiti e situazioni. Viviamo una situazione difficile. A livello nazionale è appena stata approvata la legge di bilancio che di fatto non ci soddisfa perché per quanto riguarda gli investimenti che vengono fatti nel settore pubblico e comunque socio-assistenziale in generale sono investimenti assolutamente insufficienti. Non ci sono risorse adeguate per il rinnovo dei contratti che tardano ad arrivare. Ricordo che i contratti sia degli enti locali che della sanità pubblica sono in scadenza nel 2024, per cui sarà rimandato all'anno prossimo la firma di un contratto che è già scaduto, ammesso che ci siano le condizioni per poterlo firmare. Abbiamo di recente fatto uno sciopero generale il 29 di novembre insieme alla CGIL per protestare contro le politiche di questo governo, che sono politiche a nostro parere che non hanno una lunga durata, ma sono legate semplicemente a soddisfare i bisogni del momento. Ci sono troppi bonus e troppo poco modifiche strutturali che servano a garantire un futuro a questa nazione. Una delle poche note liete di questo periodo è stata la firma del contratto di Uneva della settimana scorsa, che ha visto peraltro protagonista Federica Bonaldo, una componente di segreteria, alla quale va il nostro e il mio personale ringraziamento per tutto il lavoro che è stato fatto, che è un contratto dignitoso e che spinge a cercare di fare ancora di più per i lavoratori che sono impegnati in questo ambito qua. È un contratto che è anche figlio di uno sciopero importante che è stato fatto a settembre, che c'è stato in tutta Italia e che è stato piuttosto coinvolgente anche in Veneto e che dà il segno di come se si muovono le masse allora si può ottenere qualcosa e qualcosa di più per i lavoratori. Ci aspetta un 2025 molto impegnativo. Nell'aprile del prossimo anno ci saranno infatti le elezioni dell'RSU, un primo importante appuntamento. Siamo motivati, siamo carichi e vogliamo raggiungere un ottimo risultato e chiediamo a ognuno di voi che lavora in questi ambiti di darci una mano perché è attraverso lo sforzo di tutti che riusciamo a ottenere i risultati maggiori. Per cui se ti vuoi candidare alle prossime RSU, contatta i tuoi delegati sindacali. Ecco, l'augurio che faccio per il 2025 è un augurio realmente che sia un anno di pace. Da qualche anno stiamo vivendo delle guerre terribili nel mondo, alle quali quasi ci stiamo abituando perché ascoltiamo le notizie del telegiornale quasi con indifferenza. Non dobbiamo abituarci a questa situazione, a questa indifferenza. L'augurio che va a tutti voi e alle vostre famiglie è anche che sia un anno davvero di pace, dove finiscano queste guerre davvero definitivamente. Ciao a tutti. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è